Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Cambio Gioco, la settimana della prevenzione dal gioco d'azzardo organizzata da ULSS 6 Euganea di Padova in collaborazione con Alterevo, Società Benefit e IM Servizi. Ringraziamo fin da subito tutte le istituzioni che hanno patrocinato l'evento, il Ministero della Salute, Regione del Veneto, Comune di Padova, Università di Roma La Sapienza, Università di Parma, ANCI Veneto, MIUR Veneto, Ordine degli Psicologi del Veneto e Ordine dei Medici di Padova. Un sentito ringraziamento va anche a tutte le realtà che hanno collaborato alla realizzazione di questa iniziativa e naturalmente a TGR, RAI e Telepadova, nostri media partner. Siamo a Padova, nella meravigliosa Sala della Carità e stiamo trasmettendo in diretta sulla pagina Facebook di Cambio Gioco e sul canale YouTube dell'ULSS 6. Salutiamo il pubblico che ci sta seguendo da tutta Italia, vi invitiamo sempre a condividere le nostre dirette sui vostri canali social e vi ringraziamo per il supporto che ci state dando in questi giorni. Una calorosa accoglienza è riservata anche alle persone che sono qui alla Sala della Carità oggi pomeriggio. Grazie per essere venuti. Il titolo di questa prima edizione di Cambio Gioco è Siamo tutti in gioco, proprio per sottolineare che quando si parla di prevenzione siamo tutti coinvolti a fare la nostra parte, non solo come professionisti del settore ma anche come genitori, educatori, insegnanti, persone sensibili a questo tema e anche come studenti. Molte volte durante queste giornate gli studenti sono stati ospiti e saranno ancora ospiti delle dirette. E gli incontri che abbiamo pensato e progettato sono molto variegati, così come anche i relatori che incontreremo nei vari appuntamenti. Andremo da persone esperte di gioco d'azzardo e di dipendenze, ma anche neuroscienziati, campioni dello sport, personalità importanti nel campo della legalità, professionisti della comunicazione, esperti del mondo digitale e molti altri ancora. Come avrete certamente potuto vedere sul sito dedicato all'evento che è www.cambiogiocoulss6.it sono disponibili tutti i materiali promozionali e l'intero programma di queste giornate. Inoltre sul sito rimarrà traccia di tutti gli incontri e quindi potrete rivedere in ogni momento le videoregistrazioni. Qui con me oggi pomeriggio c'è la dottoressa Michela Gatta, direttore dell'unità operativa complessa di neuropsichiatria infantile dell'azienda Ospedale Università di Padova, che al termine dell'incontro ci aiuterà a fare alcune riflessioni e potrà eventualmente porre una domanda al nostro relatore di oggi. Grazie mille per aver accettato il nostro invito. Buon pomeriggio. L'ULSS 6 Euganea, approfittando di questa importante occasione, ci tiene particolarmente a presentare il servizio Centro Educativo Digitale LOL. Passo dunque la parola alla dottoressa Arianna Camporese, dirigente medico-psichiatra, responsabile del progetto Cambio Gioco dell'ULSS 6 Euganea. Buon pomeriggio a tutti. Due parole perché siamo in questa bellissima cornice, grazie anche a un progetto che è stato finanziato dal Ministero della Salute che riguarda la prevenzione del tema del gioco d'azzardo in particolare, ma il tema del gioco è un tema trasversale che non riguarda solo gli adulti ma sempre di più riguarda anche i ragazzi. I ragazzi giocano con modalità diverse dagli adulti e spesso noi non li vediamo nei nostri servizi, ma sappiamo dai dati che c'è una grande preoccupazione del passaggio soprattutto dal gaming, quindi dal gioco diciamo un po' più legato ai videogiochi, a quello che è il gambling. Non è il tema cui oggi voglio accogliervi perché ci sono delle relazioni apposite su questi argomenti, ma come Dipartimento ci siamo molto preoccupati e ci siamo anche molto formati su questo argomento e abbiamo deciso di aprire un centro educativo al digitale proprio per gli adolescenti. Questo è un centro che
stiamo inaugurando in questi giorni, aspettiamo di finire questa settimana in cui lo stiamo promuovendo, poi aspetteremo le scuole, è aperto proprio ai ragazzi delle scuole superiori, dove verranno a fare delle esperienze digitali con l'aiuto di professionisti del settore, quindi educatori, medici, psichiatri, che aiuteranno i ragazzi a fare 3 tipi di esperienze. Utilizzeranno la realtà virtuale per fare delle esperienze di benessere, quindi delle prove, degli aspetti immersivi, e giocheranno con dei giochi insieme agli educatori per fare una riflessione su quello che è comportato fare un certo tipo di esperienza videoludica. E poi c'è una stanza riservata al corpo, perché è un aspetto che non solo i ragazzi, anche noi adulti spesso dimentichiamo, soprattutto quando siamo immersi nel digitale, e quindi attraverso ad esempio delle pratiche di mindfulness riuscire a cercare di rimanere nel qui e ora, che invece quando usiamo il digitale non siamo mai nel qui e ora, non siamo mai nel nostro corpo. E perché facciamo questa piccola esperienza? Perché ci siamo accorti che i ragazzi vengono poco nei nostri dipartimenti, c'è un po' un pregiudizio, ma c'è anche un problema nelle dipendenze, che ci si accorge di avere un problema quando il problema è diventato cronico, mentre se noi riuscissimo a intercettare le persone in una fase iniziale, sarebbe la vera prevenzione, riusciremo a aiutarli di più. Mediamente nei nostri servizi le persone arrivano 7 anni e mezzo, 8 anni dopo che hanno sviluppato il problema, e quindi il lavoro per noi operatori è molto più oneroso, ma anche il percorso che devono affrontare queste persone è molto più lungo. Quindi insomma, un piccolo obiettivo che ci siamo dati con questa settimana è di far conoscere ai cittadini certi servizi che forse alle volte sono poco conosciuti dalla popolazione. E con questo vi saluto e vi auguro buon lavoro. Grazie dottoressa Camporese. Veniamo allora all'incontro di oggi, che si intitola L'impatto dei device nello sviluppo neurocognitivo. Abbiamo con noi collegato il professor Alberto Oliverio, che ringraziamo fin da ora di cuore per la sua disponibilità e per la partecipazione. Bene, grazie a voi, mi fa piacere intervenire in questo convegno, insomma in queste giornate. A me è stato chiesto di parlare dei device e dello sviluppo cognitivo, quindi dell'aspetto più in generale legato all'utilizzo delle nuove tecnologie, del cellulare al tablet, a varie attrezzature che vengono utilizzate per i videogiochi. E io vorrei soltanto segnare alcuni punti, diciamo, che riguardano soprattutto l'uso da parte dei device, da parte dei più piccoli, perché ormai è estremamente diffuso e ci sono molte ricerche in materia. E i punti che volevo appunto sottolineare è che la motricità e la concretezza sono aspetti fondamentali nello sviluppo, che questi comportano, diciamo, l'esercizio motorio si ripercuote positivamente su, per esempio, sulla scrittura, sulla lettura e così via, che ci sono dei problemi negli bambini più piccoli e anche quelli più grandi, legati ai tempi dei device, diciamo, e ai tempi della mente infantile, e sul fatto che spesso siano dei problemi di attenzione e forme vere di dipendenza. Quindi questo, diciamo, ha a che vedere con il quanto diciamo oggi, insomma. Primo punto, sfiorerò alcuni di questi punti, ma insomma sono un po' propedeutici per comprendere quali sono gli effetti dei device e quali dipendenze possono generare. Allora, anzitutto il nostro cervello, il cervello umano, è impostato su alcune categorie che nel corso dell'infanzia sono molto importanti. È un cervello motorio, e infatti ci sono tante aree addette alla motricità, è un cervello che si basa sulla visione e sui sensi. La visione è il senso, diciamo, attraverso cui noi prendiamo contatto con la realtà, e così come per la motricità, vaste aree del cervello sono dedicate ai comportamenti motori, così anche per la visione il cervello è impostato in gran parte sul fatto che è un cervello visivo. È un cervello visivo che agisce, che appunto attraverso la motricità fa una serie di esperienze tattili, quelle un po' montessoriane che vedete in quella figura, motorie, e queste esperienze in qualche modo si riflettono sullo sviluppo delle aree sensorimotorie,
nel senso che noi siamo impostati con delle aree che servono per governare la nostra motricità e per recepire gli stimoli sensoriali, però queste stesse aree in qualche modo hanno bisogno di pratica e la pratica le rende più plastiche, insomma. L'azione è qualcosa di importante, agire, manipolare, toccare, afferrare e così via, perché per quanto possa sembrare semplice, ha sempre alla sua base un'ipotesi sulle conseguenze del movimento. Se io voglio raggiungere un oggetto, per esempio il bicchiere che ho di fronte, ho un'ipotesi dentro di me e questa ipotesi viene realizzata attraverso strutture motorie. Inizialmente un bambino molto piccolo, appunto, compie dei movimenti disordinati che poi man mano hanno un loro ordine e che rappresentano, insomma, sono legati ad un gioco tra strutture nervose eccitanti, quelle che consentono per esempio di stringere la mano, e strutture nervose inibitorie, quelle che per esempio quando scriviamo consentono di opporre il pollice all'indice, ma di non utilizzare queste tre dita. Allora, l'altro aspetto da considerare è che il nostro cervello è fortemente impostato sul linguaggio. Siamo l'unica specie, diciamo, che ha un linguaggio complesso qual è quello umano, e questo è il frutto di un lungo percorso evolutivo. Cioè, se guardiamo i crani fossili vedremo che l'emisfero sinistro, che è quello prevalentemente linguistico, è un po' più voluminoso del destro, e nei crani fossili da centinaia di migliaia di anni ha lasciato un'impronta più decisa nella parte sinistra. Questo perché ci sono strutture che ci servono per parlare, grandi reti neurali, aree come quella di Broca, l'area motoria, aree come quelle di Verni, che è questa qui, in cui vengono compresi i significati dei suoni. Non è così semplice, ma insomma possiamo, dei suoni linguistici, possiamo semplificarla in questo modo. Allora, il linguaggio per noi ha delle origini molto lontane, la scrittura invece è qualcosa di recente. Scriviamo come specie umana, diciamo, da non più di 6.000 anni, quando è stata inventata una scrittura basata su segni cuneiformi o di natura diversa, insomma. Questi tempi sono brevissimi in termini di evoluzione umana, non lasciano una traccia nel cervello, però la scrittura è stata un'invenzione per cui è stata utilizzata una parte del cervello, la corteccia parietale, grosso modo questa e questa, che è addetta alla spazialità, e scrivere implica tracciare dei segni verso l'alto, verso il basso, verso destra, verso sinistra e così via, qualsiasi sia l'alfabeto che viene praticato. Quindi da un lato un'impostazione linguistica, dall'altro il ricorso alla scrittura in termini molto più recenti. E questo, la corteccia parietale con gli studi di brain imaging, possiamo vedere che si attiva in rapporto a lettere, a stringhe di lettere significative, per esempio la parola scrittura, ma anche a lettere non significative, perché è proprio una funzione parietale, diciamo, una funzione spaziale. E noi possiamo leggere dall'alto verso il basso, da destra verso sinistra e via dicendo. Perché sto calcando un po' la mano su questi aspetti preliminari? Perché la lettura implica una rappresentazione fonologica, cioè produrre i suoni che noi utilizziamo. Questa rappresentazione dipende dalle strutture linguistiche, dai centri del linguaggio, e in un bambino piccolo, in genere, ma a volte anche nei grandi, implica una specie di attivazione di una voce interna, ripetere con dei movimenti delle labbra le parole, a volte apertamente. Un bambino mentre fa i compiti, per esempio, può ripetere le parole che sta scrivendo o leggendo, a volte in maniera subvocalica, in modo muto. Ecco, questo avviene per quanto riguarda la scrittura. Allora, leggere è in qualche modo influenzato dallo scrivere, diciamo.
Perché i programmi motori, quelli che utilizziamo per tracciare le lettere su un foglio, su un pezzo di carta e così via, si attivano quando noi leggiamo. Paradossalmente, quando noi leggiamo questo testo, per esempio, si attivano quelle strutture motorie che servirebbero per scrivere queste parole. E questo avviene esclusivamente per quanto riguarda la scrittura manuale, quella che noi pratichiamo inizialmente. Non si verifica invece quando utilizziamo una tastiera digitale. E il punto che volevo sottolineare è questo, insomma, che scrivere manualmente comporta un miglior riconoscimento delle parole scritte e quindi è un fatto, diciamo, che giustifica l'apprendimento manuale della scrittura. Malgrado oggi molti bambini sappiano battere su una tastiera prima di aver imparato a scrivere le lettere, ecco, questo secondo tipo di apprendimento, quello digitale, non è così positivo come quello manuale, perché quello manuale, diciamo, è un qualche cosa di più profondo che trascina con sé la capacità di leggere. Allora, beh, nel corso dell'infanzia prima si parlava di gioco, diciamo, e il gioco è un aspetto in cui viene messa in moto la motricità, vengono messe in moto delle funzioni sensoriali e quando noi giochiamo attivamente, facciamo dei giochi motori, giochi di movimento e così via, in qualche modo stiamo stimolando il cervello e questa stimolazione implica una pratica di motricità, di movimenti veri e propri. Un punto che adesso troveremo è che penso che la maggior parte dei neuroscienziati e degli esperti in questo settore ritengano che l'utilizzo dei libri sia migliore dell'utilizzo dei dispositivi elettronici. Perché? Perché coinvolgono di più, fanno lavorare l'immaginazione, hanno tempi più brevi, possono essere ripercorsi con calma e via dicendo. Con questo non voglio dire, per carità, che non si devono usare dei dispositivi elettronici, però inizialmente questa preparazione è importante e è importante perché, parliamo dell'attenzione, diciamo, l'attenzione dipende dalla maturazione di una parte del nostro cervello, la corteccia frontale, e questa corteccia è poco matura nel corso della prima infanzia e dell'infanzia in generale. Quindi richiede che i tempi dell'attenzione siano abbastanza di breve durata. Le esperienze non possono essere troppo lunghe, salvo nel caso in cui il bambino sia fortemente motivato, insomma. E le esperienze devono avere un carattere giocoso, un carattere ludico, basato su pause frequenti, sul cambio degli argomenti, su una multimedialità, appunto l'uso delle immagini, di aneddoti, di richiami leggeri e via dicendo. La cosa migliore è suscitare l'attenzione coinvolgendo i bambini anche con interazioni concrete, perché sono quelle che, diciamo, stimolano la sua curiosità, la sua motivazione. Quindi assumere un ruolo attivo è estremamente importante. Insisto, diciamo, la motricità, la concretezza, la pratica, il gioco, tutte queste funzioni sono molto importanti per dare forma alla mente. Allora, uno dei problemi maggiori riguarda la scarsa attenzione che deriva quando il sistema nervoso, viene stimolato in maniera non opportuna. Ci sono tantissimi bambini ormai e ragazzi che subiscono una specie di bombardamento di messaggi dalla TV ai videogiochi e così via, messaggi che sono molto rapidi, troppo rapidi per la loro capacità di attenzione e di elaborazione. In media, in un videoclip ci sono quasi 100 immagini che si succedono in un minuto e quindi sono molto diverse rispetto alle situazioni che invece richiederebbero una maggiore lentezza e via dicendo, insomma. Quindi la lentezza, la concentrazione, la capacità di osservazione,
le esperienze in natura sono un buon antagonismo per questo bagno mediatico che, uso la parola purtroppo, inizia troppo precocemente. Vedo dei bambini che, insomma, non dico quasi in culla, ma poco dopo hanno tra le mani un cellulare, per esempio, e sono fortemente attratti dalle immagini, ma dei messaggi che non riescono ad elaborare in maniera congrua. Allora, direi che il movimento è qualcosa di importante. È la stessa area che controlla la produzione delle parole, cioè che è legata alla nostra vocalità, al fatto che noi produciamo attraverso i muscoli, perché il linguaggio è anche un fatto muscolare, diciamo, attraverso i muscoli delle guance, della bocca, della lingua, delle labbra, insomma, e delle corde vocali, dei movimenti. Queste dipendono da un'area che è situata nella corteccia frontale, che è anche l'area che può controllare la mano. Un movimento viene controllato da tante strutture, però è interessante pensare che la stessa area che controlla la motricità del linguaggio è un'area che anche controlla la motricità della mano. E questo ci dice che, insomma, muoversi, manipolare, toccare e via dicendo, ha una sua importanza, è una forma preliminare al linguaggio, insomma, tant'è che ci sono tante ricerche che indicano che lo sviluppo della motricità, il tenere la testa eretta, stare seduti senza appoggio, manipolare un oggetto e così via, è predittivo in genere della nostra capacità di parlare. Cioè un bambino che è più precoce in alcuni movimenti sarà in genere un bambino che parlerà prima, un bambino che è più tardivo sarà un bambino che parlerà dopo. Allora, in questo studio di Peter Gray, che fa parte di un libro che si chiama Lasciateli giocare, abbastanza recente, insomma, Gray considera le differenze che esistono tra adolescenti che hanno giocato e adolescenti che hanno giocato poco. E arriva alla conclusione che quelli che hanno giocato hanno un maggior controllo di se stessi, hanno una maggiore capacità di mettere in atto delle capacità inibitorie, quelle che derivano dalla corteccia frontale, sono più autonomi, sono meno ansiosi e in genere non ricercano appunto altri tipi di soddisfazioni. Insomma, essere padroni della propria motricità, come anche diceva Maria Montessori, è qualcosa che diciamo che è legata ad una soddisfazione, all'idea che siamo capaci di controllare, se non altro, una parte della realtà e quindi siamo più autonomi, meno dipendenti dagli altri e così via. Allora, fatte queste premesse, veniamo al problema delle nuove tecnologie, dei nuovi media. Come vi dicevo, spesso nei nuovi media la conformazione del messaggio, per usare un termine psicologico, potrei usare il termine la sua gestalt, il suo insieme, diciamo, prevale sulle singole tappe, sui singoli fotogrammi. In un videoclip la logica spaziale e quella temporale, cioè la successione di quanto si verifica in un videoclip, è meno rilevante rispetto all'impressione globale. Chiunque guardi anche degli spot televisivi oggi si rende conto che questi spot non sono delle vere e proprie storie. In alcuni casi possono essere, ma in generale implicano un'immersione in un bagno emotivo, che si tratti di una pasta da cucina, che si tratti di un profumo, che si tratti di un'automobile. Spesso la narrazione è un po' complessa da seguire, soprattutto per un bambino o un ragazzino, ma il bagno emotivo invece lo tocca da vicino. E così anche appunto nella pubblicità televisiva, questo è abbastanza tipico, insomma, questo del messaggio emotivo basato su analogie. Chi ha una certa età ricorderà forse i vecchi spot televisivi di Carosello, lì c'era una storiella che veniva narrata e alla fine veniva propagandato ovviamente il prodotto. In questi casi invece vengono suscitate emozioni, però questo
pone delle difficoltà quando dei bambini piccoli o dei bambini sono sottoposti a questo tipo di stimoli, a differenza della lettura, dove ognuno ha i suoi tempi, si può tornare indietro, si può andare avanti, tutto va rielaborato. Quindi l'aspetto dell'attenzione, diciamo, è un aspetto fondamentale nei media visivi. I bambini passano molto tempo nei device perché i device suscitano la loro curiosità. Un lattante già curioso, è curioso per esempio se gli si fa vedere un volto, dopo un po' di tempo smette di osservarlo, gli si fa vedere un altro volto diverso, inizia ad osservarlo e così via. Cambiando messaggio visivo suscitiamo la sua attenzione. Nei bambini, i device hanno un po' questa funzione, cioè suscitano la loro curiosità, li prendono, li catturano, ne catturano l'attenzione, il che può avere anche ovviamente degli aspetti positivi se i messaggi sono adatti, però è sempre qualche cosa che drena la loro attenzione, che suscita la loro curiosità e l'aspetto comune con le altre ehm, conferenze che fanno parte di queste giornate è che ogni messaggio che suscita interesse, piacere e così via, alla fine inevitabilmente induce la produzione di un mediatore nervoso, la dopamina, che è il mediatore del piacere. Ovviamente ci sono piaceri molto più forti, che posso dire la sessualità o persino l'uso della droga, in cui se non venisse liberata dopamina non ci sarebbero forme di dipendenza, ma anche in situazioni di minore entità, le novità e altri aspetti, diciamo, del rapporto con l'ambiente in cui viviamo, alla fine sono legate alla produzione di dopamina. Quindi un bambino alla fine può diventare dipendente dagli smartphone, dal tablet, dal laptop, dalla console e così via, perché diciamo, è rinforzato da questa produzione di cui non si rende conto. Nessuno di noi si rende conto che la dopamina lavora nel nostro cervello quando proviamo piacere, però così è. E ci sono dei bambini invece che sono più portati, più dipendenti per la loro struttura nervosa. Per esempio, hanno una minore densità di questi recettori dopaminergici, quindi devono iperstimolarsi per raggiungere lo stesso livello di piacere, diciamo, di godimento di questi messaggi. Se si usano delle tecniche di brain imaging, come la risonanza magnetica, che ormai è una tecnica molto comune, no? Anche a livello clinico, insomma, non soltanto a livello di ricerca, si vede che nei bambini, nei ragazzi e negli adulti dipendenti la corteccia frontale, questa parte qui, questa parte anteriore, ha una minor capacità di inibire le condotte. Quindi un dipendente è in qualche modo schiavizzato dal fatto che la corteccia frontale, che può avere un ruolo inibitorio, diventa meno capace di inibire quelle forme di dipendenza che sono legate, appunto, come vi dicevo, all'iperproduzione di dopamina. L'altro aspetto su cui volevo soffermarmi è quello dei rapporti tra device e sviluppo cognitivo. Sappiamo che quasi un bambino su 5, tra i 0 e gli 8 anni, usa quotidianamente un cellulare. Almeno queste sono inchieste fatte in varie parti del mondo. Diciamo che li vediamo anche a volte al ristorante, i bambini stanno tanto buoni come non avveniva un tempo, perché gli mettono tra le mani spesso un cellulare e viene catturato da queste immagini. Quindi c'è un uso precoce e sappiamo che l'uso dei device porta un ritardo nell'acquisizione del linguaggio, che è una funzione cognitiva ovviamente. Questa ricerca, che qua non vi cito, ma poi
verranno citate altre ricerche, gli adolescenti che hanno guardato un'ora in più di televisione ogni giorno da piccoli hanno dei punteggi più bassi in matematica e risultati scolastici più bassi. Voi direte perché passano più tempo di fronte al televisore che a fare i compiti? No, la realtà è che in realtà la sottoporsi a messaggi di tipo ripetitivo, videogiochi e così via, quando questi messaggi e questi videogiochi rappresentano una parte troppo importante della giornata, ha degli effetti negativi sui fattori cognitivi. Per esempio, diciamo, sull'attenzione, che è una delle cosiddette funzioni esecutive. Le funzioni esecutive sono la memoria di lavoro, tenere in mente qualche cosa, tipo un numero di telefono, ehm, prestare attenzione, eseguire qualche cosa. Ecco, dopo 20 minuti di un cartone animato con un ritmo veloce, prima parlavamo appunto del problema dei ritmi veloci, ha un impatto negativo sulle funzioni esecutive, memoria di lavoro e attenzione. E appunto questa capacità di attenzione in qualche modo diminuita implica delle conseguenze che vi faccio vedere nella prossima diapositiva, delle difficoltà di tipo psicologico, ad esempio una maggiore tendenza all'iperattività e a problemi emotivi. Questa ricerca, per esempio, che è stata fatta alla Stanford University, ha dimostrato che 2 o più ore al giorno di tempo in qualche modo inducono dei problemi emotivi e difficoltà di attenzione. Che gli adolescenti che guardano 3 o più ore di televisione o di video sono a rischio scolastico, maggiormente a rischio scolastico, insomma, sviluppano degli atteggiamenti negativi, ma perché? Perché il rinforzo che ottengono dai videogiochi, dai messaggi che trovano, messaggetti e così via, è un rinforzo continuo, è decisamente superiore a quello che ottengono in altri ambiti. Quindi si forma una scala di rinforzi di benessere e ovviamente i benesseri della vita quotidiana sono meno importanti dei benesseri della vita trascorsa di fronte agli schermi. E un altro aspetto, diciamo, vi sto elencando un po' tutti, ma insomma, è l'uso della TV e i problemi del sonno. Una maggiore quantità di tempo trascorsa di fronte al televisore, in genere associato ad irregolarità del sonno. Soprattutto quando si guarda il televisore, il tablet, lo schermo, insomma, di qualsiasi tipo, prima di andare a letto, perché quella luce azzurrina insomma, interferisce con il nostro orologio biologico, con i ritmi del nostro sonno. Questo vale per i bambini, ma vale anche per gli adulti. In genere gli effetti di un eccesso di osservazione di televisione o di schermi, insomma, implica dei bambini che vogliono andare a letto più tardi, che possono essere ansiosi come conseguenza di un minor tempo passato nel sonno. I bambini devono dormire più degli adulti e la lunghezza del sonno, sino direi a 10 anni, deve essere sulle 9 ore, insomma. Tutto ciò che viene rubato al sonno implica dei problemi emotivi, di attenzione, di sonno stesso e così via. Allora, l'altro punto che riguarda la vera e propria fenomeni di dipendenza dalla rete, insomma, e così via. Questo è un link su cui voi potete andare, c'è questa ricerca, la dipendenza da internet è associata a cambiamenti della struttura e della funzione delle regioni cerebrali che sono addette alle funzioni emotive, all'attenzione e alle decisioni. Quindi è stata una delle prime ricerche che ha mostrato, insomma, che un eccesso di messaggi da device
in qualche modo non soltanto turba le funzioni cerebrali, ma ha un effetto sulla struttura cerebrale. Eh, Ci sono tanti studi che utilizzano anche le tecniche di brain imaging per visualizzare come si comporta il cervello e che ci dicono che un cervello tende ad essere più impulsivo e tende ad essere più sensibile ai rinforzi, alle ricompense che derivano, diciamo, di tipo positivo piuttosto che di quelle negative. Um, Questa ricerca, che qua vi cito, questa è un'altra, potete cliccare poi e andarla a vedere, indica che le alterazioni strutturali riguardano non soltanto la sostanza grigia, nelle forme di vera e propria dipendenza da internet e da gioco, quindi i neuroni, hanno uno sviluppo inferiore, i loro prolungamenti sono meno ricchi di quanto non avvenga nei neuroni di bambini o ragazzi che abbiano una minore tempi di, diciamo, di osservazione degli schermi, ma persino anche la sostanza bianca, cioè i prolungamenti rivestiti di un involucro isolante che mettono in contatto tra di loro le varie parti del cervello, anche questa sostanza bianca risente di questa immersione troppo massiccia. Questo è uno studio che si chiama The Life Child Study, è uno degli studi più noti, è stato pubblicato su un'importante rivista che è Nature nel 2021 e questo studio ci fa vedere questa ricerca molto complessa, ma che ci dice che quando i bambini trascorrono molto tempo di fronte agli schermi, in pratica sono associati a percentili più bassi dal punto di vista cognitivo, dal punto di vista del linguaggio, dal punto di vista delle abilità socio-emotive. Ma grosso modo spesso questi bambini hanno delle madri che sono, o dei padri per carità, che sono un po' dipendenti dalla televisione o dai media. E questo ha un secondo impatto, non è che il fatto che le madri sono, diciamo, immerse nei media provochi dei disturbi nei bambini, ma indubbiamente le interazioni di tipo linguistico, giocoso e così via sono inferiori, quindi anche il tempo speso a parlare con i propri figli diventa un tempo inferiore. E i bambini e i ragazzi hanno bisogno di potersi esprimere, di poter parlare, di ricevere un feedback dai genitori o dai cosiddetti caregiver, che dir si voglia. Quindi le conclusioni di questo studio, che ritengo sia uno dei più importanti che è stato effettuato su una popolazione enorme, insomma, suggeriscono che più di un'ora di utilizzo quotidiano dei media in bambini in età prescolare ha un effetto negativo su cognizione, linguaggio, abilità socio-emotive. In più, alti livelli di utilizzo dei media da parte delle madri in genere non implicano degli effetti sui bambini, ma sono correlati ad uno stile di vita. Il bambino vede i genitori che stanno sempre a smanettare e anche i bambini tendono a smanettare loro stessi, insomma. Altra ricerca sul Journal of Medical Association, una grande rivista medica, insomma, nella sua sezione Pediatrics, anche questa potete cliccare e andarla a vedere, ci dicono che il tempo trascorso sullo schermo è il fattore determinante. Quindi un maggior tempo sullo schermo a 24 mesi è associato a prestazioni peggiori quando si hanno 36 mesi. Un maggior tempo trascorso davanti agli schermi a 36 mesi è associato a minori prestazioni quando si hanno 60 mesi. Quindi è qualcosa che si ripercuote nel tempo. Uno dirà, ma 24 mesi vedono? Sì, vedono. Questa inchiesta è stata fatta negli Stati Uniti, dove probabilmente l'uso dei media è più massiccio. Però vedo che anche nel nostro paese, insomma, ci sono tanti bambini piccoli che hanno un cellulare e con cui appunto si confrontano per lunghi tempi. In pratica,
Indubbiamente le nuove tecnologie, i device, hanno un'infinità di aspetti positivi. Tutti noi lavoriamo con queste nuove tecnologie e i bambini di oggi dovranno utilizzare queste nuove tecnologie, servono per lavorare, nel mio caso per fare ricerca, per divertirsi ovviamente e anche per socializzare. La rete è un aspetto importante, lo ha dimostrato anche ai tempi del Covid, diciamo, quando l'unica possibilità era di interagire attraverso messaggetti o con i social media e così via, eccetera. Le chat e gruppi di incontro per i ragazzi sono qualcosa di importante, però, diciamo, le interazioni concrete, reali, sono altra cosa. Altro aspetto, in questo caso non è che voglia assolvere completamente le nuove tecnologie, voglio soltanto sottolineare che ci sono videogiochi che non sono ripetitivi e non sono violenti. Questi tipi di videogiochi possono avere una funzione didattica e a livello scolastico, appunto, ci sono vaste ricerche sull'utilizzo, diciamo, di queste eh, attività in rete dal punto di vista formativo. Quindi si può essere attivi in rete e si può essere attivi concretamente. Tutto dipende in gran parte dall'età, perché c'è un'età per giocare dal punto di vista motorio, concretamente con gli altri, per scatenarsi, per ossigenare il cervello con la nostra attività fisica, e un'età invece in cui queste attività sono più secondarie. Il fatto che molti bambini possano sviluppare o possano essere posti di fronte alla possibilità di diventare dipendenti e quindi non attenti alla comune eventi che caratterizzano la nostra vita quotidiana, ecco, questo può essere compensato con un ritorno alla lentezza. In inglese si dice learning to slow down, imparare a rallentare. Ecco, queste situazioni lente sono importanti perché sono più a misura della mente infantile. Osservare la natura, fare delle piccole osservazioni scientifiche, ascoltare un racconto, ascoltare un brano musicale, sono dei correttivi a quel mondo che è, insomma, quello dei device che tende ad essere troppo accelerato. Per carità, c'è un'età in cui questa accelerazione è compatibile con la nostra mente, ma con una mente in via di formazione non è completamente compatibile, perché se non si impara a rallentare, se non si impara la lentezza, il cervello può essere sopraffatto da quegli stimoli di cui abbiamo appena parlato e diventa un cervello disattento, mentre la lentezza ci consente di fare delle esperienze significative. Probabilmente non si legge questo, ma insomma è uno dei manifesti compilati dalla Società Francese di Pediatria. È un manifesto drastico, forse i francesi sono appena più drastici di noi, però dice niente TV prima dei 3 anni. I piccoli hanno bisogno soprattutto di interagire con gli altri e di utilizzare i 5 sensi. E se niente TV e meno schermi possibile, io penso che su questo punto abbiano ragione. Insomma, siamo fatti per una interazione diretta quando siamo piccoli, anche quando siamo più grandi, ma insomma per dei tempi più lenti, per maturare il linguaggio, per maturare una serie di dinamiche affettive che si fanno in presenza. Poi, prima dei 6 anni, la società francese di pediatria dice niente console o tablet prima dei 6. Perché? Perché generano dei problemi di attenzione a scapito di altre attività di apprendimento. Però dice il tablet può essere utilizzato per giochi adatti all'età, purché i tempi trascorsi siano relativamente brevi. Loro suggeriscono una mezz'ora al giorno. Il problema, come ben sappiamo, è che poi diventa difficile staccare i bambini e i ragazzini dal tablet, proprio per quella capacità di rinforzare il loro
la situazione in cui stanno vivendo, insomma, di fornire novità, di fornire dei premi virtuali, di raggiungere per esempio una qualche risultato, in un videogioco di arrivare a qualche soluzione e così via. E poi, diciamo, dai 9 e i 14 anni, una presenza vigilata, diciamo, è bene porre delle regole e così via. Difficile che si arrivi a concedere internet a partire dai 12 anni, anche perché ormai molte attività scolastiche sono legate all'utilizzo della rete. Però appunto per quello, diciamo, si possono fare attività scolastiche finalizzate all'apprendimento e ridurre quelle non finalizzate all'apprendimento. Tra l'altro un bambino solo, un ragazzino solo di fronte agli schermi si imbatte ormai in una raffica di immagini che senza dubbio non sono positivi. Quindi una navigazione assistita, installare dei filtri, quando non tutti, per esempio, in un'aula scolastica possono avere accesso, ma può esserci un accesso differenziato, insomma, il docente dovrebbe seguire. Come avete visto, insomma, il mio punto di vista è quello che, del punto di vista di tantissimi neuroscienziati, è che inizialmente bisogna agire direttamente, concretamente, giocando, puntando alla motricità e puntando a tutte quelle situazioni compatibili con un'attenzione tipica dell'infanzia. Invece, sovrastimolare il sistema nervoso, sovraccaricarlo di eventi, puntare a dei messaggi globali ma senza un vero e proprio significato, soltanto che rinforzano la nostra ricerca di novità, sono degli aspetti negativi. Mi rendo conto che non è facile realizzarli, però penso che in qualche modo noi dobbiamo tenere conto di tutte le ricerche che ci dicono che appunto c'è una qualche forma di ritardo nello sviluppo quando un bambino è troppo immerso nei nuovi device. È un problema grosso, è un problema che appunto cozza anche contro una pressione mediatica per utilizzarli, contro il mondo dei pari. Io non lo uso, ma il mio amico lo sta usando, può starci quanto vuole e così via. Però da quando i genitori e gli altri, insomma, gli adulti, hanno svolto la loro funzione educativa, hanno anche saputo dire dei no, ecco, spiegandolo e indicando quali sono i motivi per cui ritengono che l'uso dei device deve essere limitato. Io penso mi avevate detto che probabilmente ci sarebbe stata qualche domanda, io con piacere, diciamo, risponderei a queste domande. La mia presentazione non è stata pienamente dentro il problema della dipendenza, ma penso che insomma in qualche modo sia correlata al fatto che il nostro cervello appunto è avido di stimoli e che qualsiasi situazione fornisca questi stimoli, dal gioco d'azzardo alla droga, persino ai media, come vi dicevo, appunto all'esplorazione dei media, dei device, ecco, si possono generare delle forme di dipendenza e soprattutto ci possono essere delle interazioni negative con il normale sviluppo delle funzioni cerebrali. Grazie mille professor Oliverio, è stato veramente chiarissimo e ci ha dato delle informazioni molto preziose. Tra l'altro ci ha riportato a parlare della prima infanzia, che sappiamo essere un periodo importantissimo quando si parla di prevenzione, appunto, che è un po' l'obiettivo finale di questo festival, di questa settimana. Allora io lascerei la parola subito alla dottoressa Michela Gatta per una considerazione e una domanda al professor Oliverio.
Grazie professore, è stata una relazione veramente molto interessante, globale e che ci dice che il bambino deve giocare, muoversi, interagire per sviluppare le funzioni cerebrali sia da un punto di vista strutturale sia da un punto di vista funzionale, con tutti poi i correlati quindi socio-emotivi, di autoregolazione, di gestione delle emozioni, di apprendimento. Quindi in questo contesto è abbastanza preoccupante considerare che l'utilizzo di tecnologie è sempre più significativo fin da età precoci e che direi che nell'ultimo triennio, legato anche alla pandemia, si è ulteriormente rinforzato. Quindi la domanda è un po' che cosa ci possiamo immaginare rispetto allo sviluppo dei futuri bambini e ragazzi, date queste premesse. Prima domanda. Seconda domanda, dobbiamo fare un po' anche i conti però con la realtà, nel senso che è ormai utilizzato non solo dai bambini ma anche dagli adolescenti, dagli adulti, dalle persone anche anziane, no? Le tecnologie fanno parte della quotidianità, quindi è difficile pensare di non utilizzarle. Allora ci sono delle modalità invece in cui le si possa utilizzare a favore dello sviluppo in un modo che possa contenere gli effetti potenzialmente negativi di cui lei ci ha parlato? Sì, non è una risposta facile. Beh, innanzitutto c'è un'età per giocare, come lei diceva, da neuropsichiatra sa benissimo, insomma, quanto importante sia il gioco, diciamo, di movimento e il gioco con i pari, anche perché è lì che si sperimenta degli aspetti della realtà e si sviluppa un'empatia, si comprende come gli altri sono simili a noi, come fargli male, diciamo, abbia un suo significato, se fanno male a noi, insomma, ci sono questi apprendimenti di reciprocità che in forma lieve vengono apprese nel corso del gioco, quindi questo senza dubbio è importante e penso che per tanti motivi i bambini di oggi forse giocano meno, per la difficoltà delle città, insomma, per la restrizione degli spazi in cui si gioca, per il fatto che i genitori lavorano e quindi possono portarli meno, però insomma anche a scuola si può giocare, cioè quando nelle scuole primarie per esempio si possono passare alcune ore in forme di gioco nei cortili, nelle palestre e così via. L'altro aspetto, sì, è indubbiamente tutti noi utilizziamo le nuove tecnologie e i bambini di oggi le utilizzeranno in pieno nel futuro, saranno sempre più legati, diciamo, alle tecnologie, non voglio dire dipendenti, oppure sì, dipendenti ma non in senso della, diciamo, della dipendenza come la intendiamo in questo festival. Ma ci sono dei programmi didattici, ci sono dei programmi didattici che sono basati anche sulla, diciamo, non sulla velocità, non sul raggiungere un bersaglio di continuo ed abbatterlo, guidare come dei pazzi e così via, ma in cui ci sono dei percorsi giocosi ma logici, basati su tempi più lenti, a misura dei bambini. Ecco, questi possono essere delle forme di avvio all'utilizzo dei device, insomma. Mi rendo conto che questi device sono sempre lì, ci sono i device dei genitori, degli amici e quindi mettere dei confini è tutt'altro che facile. Però penso che se un bambino passa del tempo giocando, in qualche modo investe una buona parte delle sue energie. Quindi secondo me l'antagonismo della disattenzione che deriva dall'uso dei device, della dipendenza dai device e così via, è insito nel gioco, insomma, nei comportamenti motori. Io vedo che i bambini che fanno sport, per esempio, beh, investono nello sport una parte delle loro energie, gli piace, lo fanno, sottraggono, diciamo, tempo all'uso potenziale dei device, per fortuna. Beh, dipende dagli adulti, ecco, comprendere che questi nuovi media non sono neutri, hanno una ricaduta su processi cognitivi e sociali. Quando
si diventa totalmente dipendenti, si diventa isolati, come la casistica del Giappone ci ha insegnato in primo luogo, ma anche il Covid ha generato isolamenti da parte di bambini e ragazzi e adolescenti, insomma, quindi bisogna stare attenti a non appunto sfogare tutta la propria interesse e forme di socialità virtuale nei nuovi media. Per esempio, è vero che i messaggetti sono qualcosa di importante, è un gioco che si verifica spesso tra ragazzi, ragazzini e così via, però quello di manipolare di continuo il cellulare alla ricerca di un eventuale nuovo messaggetto, attendersi quel rinforzo, attendersi quel minimo piacere che deriva dalla minima novità di un messaggetto, insomma, è qualcosa che lascia pensare. Penso che un grande ruolo lo possa avere la scuola e lo possano avere i genitori, insomma, anche se gli adulti vengono meno ascoltati di un tempo perché c'è questo mondo dei pari che ha un grosso potere, diciamo, collaterale, però si possono spiegare alcune cose ai bambini e ai ragazzi, insomma, e, ci possiamo provare, ecco, non dico che sia facile riuscirci, ma dico che è possibile provarci. Grazie. Grazie professore, grazie alla dottoressa Michela Gatta per la sua domanda, la sua considerazione. Anche da casa stanno arrivando alcune domande, alcuni spunti su cui riflettere ancora. In particolare, professor Oliverio, ci ha elencato tutta una serie di effetti che un uso sconsiderato dei device può comportare per i bambini. Allora c'è un genitore da Verbania che ci chiede quanto gli schermi e il loro eccessivo utilizzo può influire anche sull'umore dei bambini, perché ha notato che il figlio, quando guarda la televisione, quindi dei cartoni animati che specifica non violenti, tende poi ad essere più agitato rispetto a quando non la guarda, e si chiede appunto se c'è una correlazione così forte tra i due aspetti. Sì, ha fatto una buona osservazione il genitore di Verbania, diciamo, perché in effetti i tempi di tutti i cartoni animati ora sono molto più veloci di quelli di un tempo, in particolare quelli giapponesi, diciamo, i movimenti sono appena abbozzati, però il numero di immagini per secondo è veramente elevato. E questo implica uno stato di un po' di eccitazione, insomma, il bambino è fortemente preso dal punto di vista visivo e dal punto di vista cognitivo, perché diciamo, sta osservando una scena, e dopo aver staccato, diciamo, la spina del cartone animato, ecco, si trova in un mondo che è molto diverso, e un po' ne risente. È come, non so, posso fare un'analogia, come quando andiamo in vacanza. In genere, nei primi giorni ci dobbiamo adattare alla vacanza, poi viviamo la vacanza, torniamo magari in città, ci dobbiamo adattare di nuovo alla vita, è diverso. E così il prima e il dopo, diciamo, un bambino vede questi cartoni animati e poi si deve adattare dopo essere stato sollecitato, stimolato, aver polarizzato la sua attenzione, insomma, tutte le sue funzioni cognitive ad una situazione che è meno, diciamo, forte di quella in cui è stato immerso. E allora sviluppa il suo stato, diciamo, o di iperattività, o di ansia, o di insoddisfazione. Grazie. E c'è anche un'altra domanda, sempre da un genitore, che scrive invece da Urbino, e chiede cosa ne pensa rispetto al fatto che molti libri di testo per bambini che frequentano i primi anni della scuola primaria siano dotati di QR code che rimanda quindi a dei contributi multimediali, e che gli insegnanti di fatto si affidino a questi sistemi, forse contribuendo in qualche modo a favorire l'uso degli smartphone fin dalla più giovane età. Lei cosa ne pensa?
Che non ne sono molto contento. Ho visto anche nei miei nipotini, insomma, quest'uso nei libri di testo e da parte degli insegnanti, insomma, di ricerche che vanno fatte online. Spesso sono anche abbastanza semplici, collegare dei punti o collegare degli oggetti che si rassomigliano, fare una mini matematica online, eccetera. Ma io penso che, insomma, sia più semplice farlo in ambito scolastico. Sembra un'innovazione moderna, ma le forme di apprendimento iniziale non hanno bisogno di molte di queste strategie. Anche perché molto spesso se si disegna insieme, è più costoso per l'insegnante dal punto di vista dell'impegno, ma se si disegna insieme una situazione di apprendimento, se i bambini contribuiscono, i ragazzini contribuiscono a questo, in qualche modo ne sono molto più motivati, soddisfatti per i risultati e favorisce la loro capacità appunto di leggere, scrivere, fare degli schemi e avere delle interazioni più dirette. Insomma, penso che sia una falsa modernizzazione dei libri di testo, insomma, un po' una scusa. Grazie mille anche per questa risposta. C'è anche un insegnante che si interroga intorno a questo tema, scrive da Palermo e dice: no, abbiamo oggi a disposizione molte informazioni sul pericolo dato dall'abuso di smartphone e dall'uso di schermi fin dalla più giovane età, ma allora come mai ancora i genitori si affidano costantemente a questi babysitter virtuali? Che cosa possiamo fare, forse anche a questo punto come insegnanti, per sensibilizzare i genitori? Ma sì, è chiaramente a volte è più semplice per il genitore affidarsi ai babysitter, diciamo, ai device, insomma, perché... Ma facevo il caso del ristorante, insomma, un tempo avere due bambini a tavola, nel tavolo a fianco al ristorante, era tutta una situazione di, diciamo, movimentata, ecco, perché i bambini si annoiavano, non vogliono stare seduti a lungo, vorrebbero fare altre cose, insomma, si annoiano anche per i tempi, mettiamo, del ristorante. Faccio l'esempio del ristorante per spiegare che in realtà se si vedono dei bambini che stanno molto calmi, hanno di fronte un cellulare che gli è stato dato e che fa da babysitter, diciamo, li blocca, li tiene lì impegnati e così via. Però con i bambini bisogna poter parlare, insomma, soprattutto i genitori che lavorano, ecco, in quegli spazi in cui stanno insieme, mi rendo conto che è faticoso, però uno fa i figli, deve anche occuparsene, insomma, parlargli, giocare insieme, fare cose insieme e via dicendo. Insomma, l'interazione con l'adulto è molto importante perché se deleghiamo, diciamo, a questi media le esperienze che possono fare, esperienze virtuali, come dire, se anche non ci esprimiamo, non diamo dei giudizi, non commentiamo la vita in cui siamo immersi, e i bambini che cosa possono imparare? Insomma, è più complesso per i genitori, però devono lottare, ecco, contro questa situazione di preponderanza dei device, però se ne hanno anche soddisfazione, insomma, perché uno dai bambini impara tante cose, è positivo avere dei rinforzi legati alla comunicazione, alle risposte, ad ascoltarli e così via. È una sfida a cui non possiamo sottrarci, diciamo, né come genitori né come educatori e insegnanti. Sono arrivati moltissimi commenti da chi ci sta seguendo da casa, ne leggiamo alcuni per ringraziarla del suo intervento. Allora, come insegnante della scuola dell'infanzia la ringrazio per il sostegno scientifico che cercherò di approfondire. Grazie, molto interessante, dovrebbero ascoltare tutti i genitori. Io cercherò di condividere con i genitori con cui lavoro e con più persone possibili. Ancora scrivono: grazie, incontro interessantissimo, non ci sono molte occasioni per ascoltare informazioni di questo tipo da dei professionisti qualificati. Grazie all'ULSS 6 di Padova per rendere gratuito questo evento anche alle persone come la persona che scrive, che abita in Calabria. Grazie di cuore per l'intervento. Come docente e dottoranda in pedagogia didattica rimango stupita da come il mondo dell'educazione in tutti i suoi livelli attori fatichi a dialogare con tali dati.
Quindi ecco, è stato davvero... Mi fa piacere che abbiamo sollevato insomma, un problema e che appunto giustamente anche i docenti hanno questo compito di sensibilizzare i genitori, insomma, mi auguro che ci si riesca. Ecco. Beh, intanto la ringraziamo insomma, per aver portato all'attenzione di tutti questo tema che è sempre molto importante. Non so se la dottoressa vuole fare un ultimo commento in chiusura, un ringraziamento. Penso che un ulteriore ringraziamento possa essere legato al fatto che lo stimolo è anche quello di giocare di più, no? Da parte di noi adulti con i bambini, quindi quello fa bene anche a noi, penso, oltre che ai bambini. Sì, grazie, giustissima osservazione, grazie molto. Allora, professore Oliverio, noi la ringraziamo ancora moltissimo per la sua disponibilità, per la partecipazione a Cambio Gioco e andiamo adesso in chiusura, quindi l'UL6 Euganea di Padova vi ringrazia di cuore per aver partecipato. Vi invitiamo ai prossimi appuntamenti gratuiti che trovate sempre sul sito www.cambiogioco-uls6.it. Vi aspettiamo questa sera alle 20:30 per il prossimo incontro in programma dal titolo Malati di gioco, la dipendenza femminile e in età dello sviluppo. Incontro con Anna Franceschini, Fulvia Prever e Stefano Vicari. Grazie a tutti per la vostra partecipazione e la vostra attenzione, buona serata e a presto.